Test Facebook. Test, test YouTube.
12:32. Riprendiamo da questi, faccio prenotare. Matteo, puoi richiamare il gruppo per favore? Mandi un messaggio. Allora, ricominciamo la seduta, riprendiamo, grazie, accomodatevi pure. Il sistema, Presidente, buongiorno. Il sistema è collegato? Possiamo... Allora, prima di tutto, prima di riprendere dalle dichiarazioni di voto sulla mozione sull'Ucraina, chiederei ai consiglieri Matteo Baldan, Nicolò Rocco, Valdegamberi e Dalla Pozza di prenotarsi, perché ovviamente interrompendo si sono perse praticamente le prenotazioni. Grazie. Morosin si è infilato. Scherzando. Sto scherzando. Va bene. Rocco si deve prenotare di nuovo perché si è rimosso il suo nominativo dagli interventi per le dichiarazioni di voto. Grazie. Allora diamo il tempo al consigliere Matteo Baldan, se è pronto. Grazie Presidente, solo un breve intervento, poi tra l'altro in dichiarazione di voto, però chiaramente avendo già sottoscritto da parte del nostro capogruppo la mozione, il documento, chiaramente il nostro voto sarà favorevole. Volevo solamente fare qualche appunto su una serie di ragionamenti che sono stati fatti in questa sede prima della pausa. Allora, io capisco che magari, e spero non sia questo il caso, che qualcuno per opportunità politica riconosca ancora nella politica estera, buongiorno Presidente, non l'avevo vista, nella politica estera di Putin evidentemente un'opportunità politica e quindi si schiera un po' a prescindere con l'azione
di invasione del territorio ucraino. Ho anche sentito dire, poco prima di andare in pausa, insomma, che la Russia starebbe vincendo il conflitto, però dai dati che ho qui con me, che sono quelli della comunità internazionale, non sembrerebbe, perché in un'epoca come oggi conquistare di media tra i 15 e i 70 metri al giorno non mi sembra questa azione così dirompente da poter far desumere che noi dovremmo accettare l'azione militare di Putin, perché altrimenti forse si creerebbe un danno maggiore. E questi sono appunto i dati che vanno al di fuori della narrazione putiniana, al di fuori del cerchio di uno Stato, di una nazione che si vende come democratico e democratico non lo è. La posizione di Fratelli d'Italia è netta, è chiara, anche in questi giorni i rappresentanti delle forze politiche del governo di Fratelli d'Italia sono presenti a Kiev per ribadire l'importanza dell'appoggio all'Ucraina in visione appunto di una pace giusta, perché non dobbiamo dimenticarci un concetto importantissimo, che è quello che attraverso l'orgoglio, attraverso la capacità dell'esercito ucraino di difendere la propria nazione, il proprio territorio, noi assicuriamo anche una stabilità a tutta l'Europa, perché sono lì in avamposto a combattere contro chi ha invaso il loro paese. E poi vorrei anche ricordare a chi fa analogismi con quello che sta accadendo o che è accaduto di fatto qualche settimana fa in Venezuela, chi parla di un rapimento di un capo di Stato. No, non è stato un rapimento di un capo di Stato, è stato il prelevamento di un dittatore sanguinario. E non sono io a dirlo oggi in quest'Aula, semplicemente perché credo che il comunismo, anche quello moderno, è effettivamente una minaccia per tutta la comunità internazionale, ma lo dicono i venezuelani stessi, i venezuelani che festeggiano quando Maduro viene preso e spedito negli Stati Uniti d'America, e lo dicono anche tutti i venezuelani che vivono in ogni parte del mondo, costretti a lasciare la loro terra. Quindi ribadisco il pieno sostegno a nome del gruppo di Fratelli d'Italia, a questa mozione, e ringrazio ancora per la parola. Mi taccio perché se è finito il tempo, è finito il tempo. Grazie. Grazie, consigliere Baldan. Segue il consigliere Morosin. Chiedo al consigliere Dalla Pozza se può riscriversi, se intende intervenire. Grazie. Grazie Presidente, grazie colleghi, saluto il Presidente della Giunta regionale, Dottor Alberto Stefani. Il tema che stiamo trattando nei pochi minuti che ognuno di noi ha a disposizione è un tema di assoluta rilevanza e gravità. E siccome prima, nel mio primo intervento, non ho avuto spazio e modo, vorrei usare per concludere questo mio ulteriore breve intervento le parole del Papa Giovanni Paolo II all'Assemblea delle Nazioni Unite nel 1995. Perché, vedete, il problema è che il soggetto, la vittima di questo conflitto, è proprio quel soggetto che, a dire dei contendenti, doveva essere in qualche modo tutelato e salvato da un'aggressione. In realtà il territorio e il popolo del Donbass ha subito le peggiori violenze sia da una parte sia dall'altra, questo è testimonianza di cronaca, che probabilmente non sarebbe mai accaduto se qualcuno avesse prestato maggiore attenzione al discorso del Papa all'ONU. Il Papa disse: alle soglie di un nuovo millennio, era 1995, siamo testimoni di una straordinaria e globale accelerazione di quella ricerca di libertà che è una delle grandi dinamiche della storia dell'uomo. Questo fenomeno non è limitato ad una singola parte del mondo, né è l'espressione di una sola cultura. Al contrario, in ogni angolo della terra, uomini e donne, pur minacciati dalla violenza,
hanno affrontato il rischio della libertà, chiedendo che fosse loro riconosciuto uno spazio nella vita sociale. Il Papa poi parla dell'autogoverno dei territori e del diritto di autodeterminazione dei popoli davanti all'Assemblea dell'ONU, di un diritto che noi dovremmo studiare un po' di più, conoscere attentamente, perché quando si violano i diritti naturali, i diritti fondamentali, la degenerazione è sempre davanti a noi. E il caso del Donbass, le persone sono venute dopo dei confini, le persone sono state posposte agli interessi economici, territoriali degli stati, con grave danno per quella che è la pace del mondo intero, perché abbiamo visto che il fuoco del Donbass ha rischiato di coinvolgere il mondo in una guerra totale. Quindi pensiamoci bene, questa è una mozione, io ringrazio la collega Brescacin, che ha una grande importanza. Quindi io la approvo auspicando che la conclusione sia che venga riconosciuto, ed ho finito, il diritto all'autogoverno o quantomeno uno statuto speciale per il territorio e la popolazione del Donbass. Grazie. Grazie consiglieri. Passo la parola al consigliere Valdegamberi. Ribadire quanto ho già detto nell'intervento precedente. Voglio rimarcare la mia contrarietà a questo diciamo, testo normativo, il quale non fa un'operazione di verità. E non fa operazione di verità perché prima degli interventi che ho sentito, anche chi mi aveva preceduto, si parla di una difesa della democrazia contro un regime che sia antidemocratico, dittatoriale. Io vorrei ricordare che se la democrazia è quella rappresentata dall'Ucraina, Dio ce ne scampi, è una democrazia che ha abolito ben 11 partiti. È come se venisse qualcuno in Italia e abolisse la Lega, abolisse partiti del 13%, si chiama un partito che è Opposition Platform in inglese, ma è Verkhovna Rada si chiama. Questo partito è da solo al 13%, altri partiti del 3%, il 5% sono stati aboliti. Non c'è diritto all'opposizione, non ci sono diritti alle minoranze, non c'è diritto di parola, c'è un pensiero unico. Poi, questi sono i valori occidentali? Non so se questi sono i valori occidentali. Allora dobbiamo prima conoscere, prima di prendere posizioni, e conoscere soprattutto le motivazioni storiche. Non sono 4 anni che c'è un conflitto, sono ormai è dal 2014 che c'è, anzi ancora prima sono create le condizioni, c'erano gli accordi di Minsk che la stessa Merkel ha detto abbiamo scherzato, abbiamo fatto finta di fare questi accordi perché abbiamo dovuto armare gli ucraini per poter prendere tempo. Se queste sono le volontà dell'Europa, l'Europa che oggi è vittima di un sistema che gli sta cadendo addosso, questo è un ulteriore pacchetto che anche mi pare che al Senato sia stato approvato ieri, che stiamo facendo, sarà un ulteriore boomerang contro di noi, andremo a bloccare materie prime che ci faranno aumentare il costo dei concimi chimici, faranno aumentare i nostri costi, metteranno ancora più fuori mercato il nostro mercato, cioè la nostra economia a favore di chi? A favore degli Stati Uniti. È chiaro che loro ci guadagnano, loro stanno già dialogando con la Russia, hanno già detto abbiamo scherzato, questa era una guerra tra Russia e Stati Uniti per procura, l'hanno messo loro, il loro risultato l'hanno già raggiunto, noi compriamo il gas da loro, compriamo l'energia da loro, noi ci stanno distruggendo, ci stiamo autodistruggendo, e di fronte a qualcuno, se loro che sono i mandanti, quelli che hanno avviato questo scontro, hanno portato lo scontro, oggi hanno raggiunto i loro risultati, noi continuiamo imperterriti a una visione che è parziale, che non è così. Io conosco nel Donbass, non ci sono mai stato, però conosco persone da lì e conosco molto bene la Crimea. Vi assicuro che in Crimea ancora adesso telefono, ci scambiamo opinioni con la gente che vive lì, anche la comunità italiana che c'è a Kerch. Non vogliono tornare indietro, non si sentono parte del governo di Kiev, e quando qualcuno viene qui a raccontarci il contrario, sta mentendo, vuole portare la guerra, siamo seminatori di guerra. Grazie, consigliere, deve concludere. E per questo la mia posizione è chiara, una mozione, tutti siamo per la pace, ma dobbiamo non cadere nella trappola che qualcuno ci ha voluto portare, e noi oggi stiamo cadendo in questa trappola. Chi vuole la pace, ci vuole la giustizia, e bisogna sentire le ragioni di tutti e non decidere secondo un diktat che non ci appartiene e che non fa nemmeno gli interessi dell'Italia. Grazie consigliere, la parola al consigliere Dalla Pozza.
Grazie Presidente. Non so se ho capito la dichiarazione di voto del gruppo rappresentato dal consigliere Valdegamberi, forse non l'ho intesa. Parlo in difformità di gruppo. Ecco, mi scusi perché c'era questa cosa da dire, perché il dibattito di oggi, al di là di essere stato un dibattito estremamente lungo e giustamente, come detto da qualche collega che ci ha preceduto, sarebbe stato bene che su altri dibattiti il Consiglio regionale si fosse accalorato nello stesso identico modo, ma il dibattito odierno chiude una ferita, sana una ferita che si è aperta il 18 maggio del 2016, quando questo Consiglio regionale approvò una risoluzione presentata dal collega Valdegamberi, che ha mantenuto una sua coerenza, ma anche dai colleghi Barbisan, Marcato, Calzavara, Brescaccin e Lanzarin sulla questione del riconoscimento della Crimea e con critiche fortissime nei confronti dell'Unione Europea. Mi fa piacere, collega Baldan, che abbia detto che la posizione di Fratelli d'Italia è una posizione granitica oggi, quando in quella stessa data, sempre nel 2016, i suoi colleghi di partito Berlato e Donazzan sottoscrivevano quella mozione e la votavano. Quindi oggi si chiude finalmente quella parentesi, qualcuno mantiene la coerenza rispetto a quanto detto 10 anni fa, ma oggi, sì, certo collega, 10 anni fa, sono passati 10 anni, ma noi non abbiamo mai cambiato quello che pensavamo, ovvero che l'aggressione della Russia all'Ucraina sia una violazione del diritto internazionale. Riteniamo di astenerci sulla mozione che è stata presentata perché è una mozione fin troppo generalista, fin troppo schiacciata su posizioni che sono filogovernative. Ci sarebbe piaciuto che fosse stata rimarcata in maniera diversa la forza dell'Unione Europea e non la sudditanza forse a una diplomazia ondivaga come quella degli Stati Uniti in questo momento qui sulla questione della guerra che c'è tra Russia e Ucraina, anzi dell'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Riteniamo che l'azione debba essere un'azione sicuramente forte, ma non è con mozioni come queste che si portano avanti con forza le proprie idee politiche. Noi sappiamo da che parte stiamo, sappiamo da che parte siamo sempre rimasti, sappiamo da che parte continueremo ad essere, ed è la parte dello Stato aggredito, ovvero l'Ucraina. Chiudo ribadendo il voto di astensione sulla mozione e Slava Ucraini. Grazie. E il consigliere Rocco. Sì, grazie Presidente. La chiamo Presidente in quanto in questo momento presiede l'Aula, quindi non Vicepresidente, ma Presidente vicario. Facete funzioni. Va bene. FF. Allora, io credo che sia sbagliato banalizzare un dibattito sulla politica estera in un Consiglio regionale. Ho sentito stigmatizzare il tempo che stiamo sprecando per parlare di questi temi, ma la politica estera è quella che ha costruito l'architrave su cui si basano le nostre libertà e il nostro orientamento. Nel maggio 1947 De Gasperi ruppe un governo, il terzo governo De Gasperi, per andare al quarto governo De Gasperi, scelse la NATO, scelse l'Occidente, scelse il piano Marshall e questo permise al territorio in cui noi viviamo di coniugare libertà civili, libertà economiche e libertà democratiche. Quindi fu una scelta molto importante ed è di questo che noi oggi stiamo parlando. Ho sentito dire che l'Unione Europea non ha esercitato una diplomazia. L'Unione Europea ha talmente esercitato la diplomazia economica, che dopo l'invasione della Crimea ci siamo voltati dall'altra parte. Abbiamo continuato a costruire relazioni diplomatiche ed economiche senza renderci conto che le mire espansionistiche ed imperialistiche non si sarebbero fermate con le carezze, come la storia di fronte ai dittatori sempre ci ha insegnato. Ho sentito dire che dovremmo lasciare che gli ucraini si arrendano,
a fronte di un 90% di territorio ucraino occupato, non è il 90%, forse siamo attorno al 18%, ma soprattutto non siamo noi che dobbiamo dire agli ucraini che devono arrendersi, perché loro non lo faranno, e capisco che sia difficile per noi, che viviamo per condividere il piatto di pasta asciutta su Instagram, ma di fronte a questo vuoto che forse oggi noi viviamo, loro muoiono per i loro diritti, per i loro valori, per la libertà, e quindi noi dobbiamo rispettare la loro volontà e se possibile sostenerli. Il motivo per cui io mi asterrò, perché in linea di principio chiaramente tutti siamo d'accordo, però io avevo presentato un emendamento che addirittura non parlava di riarmo, ma parlava di sostegno almeno alla resistenza del popolo ucraino. Come noi abbiamo avuto una resistenza in questa nostra Italia, in questa nostra patria, anche gli ucraini stanno resistendo, e siccome prima ho sentito parlare del Pantheon, delle culture politiche, ho sentito questo bel dibattito tra Maltauro e Cunegato, ciascuno ha il suo Pantheon, il mio personalmente, con grande umiltà, è De Gasperi e Einaudi, che hanno sempre ritenuto che un esercito europeo fosse fondamentale per garantire i valori a cui crediamo di appartenere. Grazie consigliere, la parola al consigliere Bozza. Grazie Presidente, intervengo ovviamente per dichiarare il voto favorevole del nostro gruppo a questa mozione, per ringraziare la collega Brescacin per aver anche avuto la disponibilità a condividere alcuni passaggi di questo testo, e per ringraziare anche del dibattito che ho sentito oggi i colleghi che sono intervenuti, ma per anche al tempo stesso richiamare al contenuto di questa mozione, perché al di là dei processi o delle visioni o della cronologia dei fatti della storia che vari colleghi hanno ricordato in quest'Aula oggi, questa è una mozione complicata ma al tempo stesso molto semplice, perché interviene a 4 anni dal conflitto, a 4 anni da quando la Russia ha invaso l'Ucraina, e qui si tratta di una aggressione di una nazione nei confronti di un paese nei confronti di un altro paese, e con l'aggravante che ovviamente questa aggressione è avvenuta all'interno dei confini dell'Unione Europea. Allora, a distanza di 4 anni, a distanza alle porte dell'Europa, allora mi correggo, alle porte dell'Europa, a distanza di 4 anni, credo che oggi ribadire da questa Aula in maniera molto chiara e netta una scelta, cioè quella di stare dalla parte della pace e di cercare tutte le strade possibili e immaginabili per cui si arrivi a una pace duratura e giusta, io penso che non ci siano interpretazioni di alcun altro genere, perché il testo dell'impegno di questa mozione è molto chiaro e anche molto semplice. E quando si chiede di sostenere il governo italiano nel continuare a promuovere e o sostenere presso qualsiasi sede istituzionale concrete iniziative negoziali finalizzate a favorire una pace duratura e giusta, io penso che non lasci spazio di interpretazioni alcune. Quando si dice impegna la Giunta a sostenere il governo italiano e le deputate istituzioni nel prevedere ogni forma di missione internazionale di osservazione finalizzata esclusivamente al mantenimento della pace, io penso che non ci siano interpretazioni di alcun genere. Allora, quando si chiede di dare un segnale a distanza di 4 anni se si sta dalla parte della pace o si sta nell'equivocità, io credo che nella maturità di un consiglio regionale come questo, per quanto non riguardi, non abbia competenze, ma la politica internazionale, ricordava il collega Rocco prima, sono d'accordo, riguarda tutti noi e riguarda soprattutto la credibilità del nostro Paese, ma anche di una Unione Europea, per chi è europeista convinto come noi, che deve guardare meglio e di più a quella che è un ruolo di leadership e che soprattutto deve anche pensare a una difesa comune, perché questo è l'unico modo per difenderci dalla pace. Andiamo a conclusione, consigliere, grazie. Di chi non vuole sicuramente conservare e preservare la pace, pur nella storicità delle alleanze e pur nella correttezza del rispetto del diritto internazionale. Grazie. Grazie, sono terminati gli interventi per dichiarazione di voto, quindi si passa al voto. Apriamo la votazione.
Stiamo votando. No, questa è la mozione. Non ci sono emendamenti. Chi è che va anche dal voto? Allora, com'è? È ancora aperta la votazione? Lasciamo aperta? Sì. Ahia. Borgia l'abbiamo beccata. Allora, un attimo, c'è Tomaello. vabbè, registriamo la voce. Allora, abbiamo votato tutti, Borgia ha votato, perfetto. Chiudiamo la votazione. Non si capisce perché. Vuol dire chiusa la votazione. Cazzo c'è il mouse? Dai l'esito, 27. Allora, chiusa la votazione, sto cercando di alzare il... 27. No, devi, no. Vedere questo. Eccolo qua. Allora, 27 favorevoli, 3 contrari, 15 astenuti, la mozione è approvata. Passiamo ora all'oggetto numero 9, mozione numero 3, presentata dai consiglieri Bigon, Luisetto, Manildo, Dalla Pozza, Del Bianco, Galeano, Michalizzi, Montanariello, Sambo e Trevisi. La Regione del Veneto si faccia parte attiva per contrastare l'emorragia di personale infermieristico valorizzando la professione. Però manca l'assessore che è impegnato in riunione con Agenas, dovrebbe arrivare un po' più tardi, verso le 3:30, quindi se siete d'accordo posticiperei garantendo la presenza dell'assessore che ci può dare risposte puntuali su questa tematica. Quindi si passa, consigliere Bozza, mozione numero 11, prima firmatario, revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari, l'hanno firmata anche Patron, Maltauro, Barbisan e Pressi. Se vuole spiegare l'intervento, prego. Sì, grazie Presidente. Non c'è. È una... non so se è partito il tempo. Vabbè, intanto parto io, anche se il tempo non è partito. È una mozione questa, Presidente, che richiama un po' l'articolo 60 del regolamento UE, il numero 952 del 2013, secondo cui le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio. E il comma 2 aggiunge che le merci alla cui produzione contribuiscono 2 o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio di cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tal scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione. Gli articoli poi successivi ai quali si collegano gli allegati del regolamento e riguarda poi anche la parte del codice doganale dell'Unione Europea, si considera il criterio dell'origine non preferenziale di cui nell'articolo 60 menzionato poc'anzi, consente di stabilire l'azionalità economica delle merci scambiate nel commercio ed è utilizzato per garantire l'applicazione uniforme delle tariffe doganali comune, nonché tutti gli altri provvedimenti adottati per l'importazione o l'esportazione delle merci dall'Unione o dagli altri Stati membri. Quindi, preso atto che non sono state ancora elaborate delle regole specifiche e univoche per la determinazione dell'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari, salva la distinzione rispetto al luogo di provenienza, inteso poi ai sensi degli articoli 2 della lettera G del regolamento Unione Europea 1169 del 2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, valutate le regole che
conferiscono l'origine in base all'ultimo paese di produzione e contribuiscono con riguardo ai prodotti agroalimentari a generare disorientamento nel consumatore rispetto alle individuazioni del luogo di origine. Infatti la possibilità attualmente riconosciuta in base alla disciplina della codificazione doganale di individuare l'origine del prodotto agroalimentare in base all'ultimo luogo di trasformazione finale può indurre in maniera ingannevole il consumatore finale a ritenere in origine italiana il prodotto agroalimentare che invece di fatto proviene da altri paesi, con standard qualitativi e di prezzo nettamente inferiori a quelli italiani che è stato semplicemente trasformato in Italia. Questa mozione in sostanza vuole chiedere la revisione del codice doganale perché sapete che, come citavo nei passaggi prima, il rischio è che il prodotto finito e trasformato nel paese ultimo assuma l'identità del prodotto di origine, cosa che invece spesso non è così, perché spesso importiamo prodotti da altri paesi e le aziende magari italiane nel processo di trasformazione finale di quel prodotto, per la tecnologia, l'attrezzatura e la produzione poi finale, ovviamente possono certificare che quel prodotto è stato di fatto, risulta essere di origine italiana. La cosa che vogliamo cercare di evidenziare è esattamente questo, di evitare la confusione nel consumatore, proprio perché l'etichettatura non ha l'obbligo di prevedere questa differenziazione della dicitura e quindi dare la possibilità che i prodotti che vengono ovviamente prodotti in Italia e abbiano ovviamente la materia nel nostro paese vengano classificati tali ed evitare la confusione nel consumatore ma anche il rischio di far passare prodotti italiani per quanto italiani non siano e quindi creare anche una sorta di, non dico concorrenza sleale, ma sicuramente non una tracciabilità chiara e identitaria di quello che è il processo di trasformazione finale del prodotto. Quindi sono due impegni che vengono chiesti proprio nel tutelare questa richiesta che viene anche dal mondo agricolo e agroalimentare e dare la possibilità al nostro governo di interagire ovviamente con le procedure necessarie per arrivare a soddisfare questa necessità e soprattutto dare credibilità non solo ai nostri prodotti ma dare tutela al consumatore finale. Grazie. Grazie consigliere. Ci sono interventi su questa mozione? Non ce ne sono, quindi chiudo la discussione e quindi passiamo al voto a questo punto. Procediamo con la votazione. No, un attimo, Del Bianco. Ah, ok, non l'avevo visto, scusate. Prego Del Bianco qui. Io ringrazio il consigliere proponente per questa mozione che ci trova nei contenuti estremamente concordi, nel senso che credo che sarebbe un'azione che favorisce il consumatore finale ed è un'azione su cui naturalmente è necessario spronare il governo e il ministro della appunto cosiddetta sovranità alimentare. Volevo proprio però capire quali erano le posizioni anche delle altre forze politiche in quest'Aula, perché ho visto un certo movimento fra i banchi Fratelli d'Italia e volevo capire un po' qual era anche la loro posizione su questo tema. Però per quanto ci riguarda è una mozione estremamente condivisibile e credo che sia auspicabile che ci si prenda sul serio gli impegni che qui vengono dati. Grazie. A questo punto la parola al consigliere Borgia, se è pronto, perché si è prenotato ma è uscito. Consigliere Borgia. Scusate, abbiamo depositato un emendamento, quindi chiediamo che venga messo in discussione. Allora andiamo avanti con la discussione, intanto consigliere Valdegamberi e dopo Szumski. Pronto? Allora,
Sicuramente questa è una mozione molto importante anche se le competenze non sono della Regione, non sono nemmeno dello Stato, ma sono ascrivibili a decisioni a livello europeo. E chiedo la sottoscrizione e auspico che ci sia davvero l'intenzione da parte del nostro governo di sostenerla a livello comunitario, perché è fondamentale per il nostro Paese. Noi viviamo in un Paese dove molto del Made in Italy è improntato sull'ultima lavorazione, ma la materia prima non è Made in Italy. E soprattutto nel mondo agricolo abbiamo una grande industria di trasformazione e, ahimè, ormai sempre più in mano straniera, sono rimasti i marchi in Italia, ma dove prodotti italiani che hanno il nome dell'Italia girano il mondo, ma di italiano vero c'è gran poco, perché la materia prima c'è la lavorazione, il know-how lavorativo, la capacità di fare, per carità, tutto quel che vogliamo, il packaging è italiano, sì, il marchio italiano, ma il prodotto che c'è lavorato è in buona parte proviene in buona parte, per la maggioranza dei casi, da fuori paese, ma viene venduto come prodotto italiano. Se cambiasse questa norma, dubito, perché la pressione anche da parte dell'Italia, del mondo della trasformazione, non è d'accordo, perché fa comodo acquistare un prodotto da fuori Italia e venderlo come prodotto italiano, perché aumenta i margini all'interno delle aziende, dobbiamo essere onesti. Quando avremo il Mercosur avremo molte produzioni di carne, di altri prodotti che verranno da quei paesi e grazie a questa norma diventeranno prodotti italiani, confezionati in Italia, lavorati in lavorazioni, i prosciutti, le carni bianche, rosse e tutto, avremo pur sempre un prodotto italiano, però con materia prima che non è dell'Italia. Ecco perché c'è stata una grande pressione per l'approvazione del Mercosur, ma questo va contro le produzioni agricole italiane, favorisce ovviamente l'industria di trasformazione, l'agroindustria, sicuramente l'agroindustria ne vantaggia e che dà un grande valore aggiunto per l'Italia, ma dobbiamo essere onesti e queste cose dobbiamo conoscerle, che l'agroindustria fa leva su queste norme qua, sul fatto di avere a basso costo materia prima non italiana, lavorata in Italia, creiamo valore aggiunto e la mettiamo sul mercato come Made in Italy. Quindi io chiedo la sottoscrizione, anche se ho seri dubbi che questa nostra proposta raggiunga gli obiettivi che quest'Aula vorrebbe, perché sappiamo bene che c'è un conflitto di interessi non solo a livello comunitario ma anche a livello italiano molto forte. Grazie consigliere. Consigliere Szumski. Beh, così come esposta trova completamente la nostra adesione, perché ovviamente proprio l'agricoltura italiana, in particolare anche questa veneta, soffre di questa concorrenza sleale che il mondo della trasformazione mette in campo. Chiaramente per i suoi interessi, anche il dibattito che c'è stato sul Mercosur vede una netta differenza tra chi fa la grande trasformazione e dice che avremo dei vantaggi, però i nostri agricoltori, coloro che presidiano il territorio, che fanno agricoltura, saranno penalizzati in Veneto e in tutta Italia ovviamente. Quindi questa è una posizione in cui noi ci agganciamo, speriamo che possa avere risultati. Temo di no, anche perché fino adesso nelle sedi deputate a livello dell'Unione Europea c'è l'assenza totale di interventi difensivi da parte del governo italiano. Grazie consigliere. Consigliera Barbera. Prego. Grazie. Solo per spiegare anche il nostro emendamento, noi assolutamente la posizione di Fratelli d'Italia è favorevole all'obiettivo che si pone questa mozione, in quanto conoscere l'origine dei prodotti che si acquistano abbiamo sempre sostenuto che sia un diritto. Ed è per questo che il governo ha firmato un decreto che proroga l'obbligo di inserire l'indicazione di origine dei prodotti.
perché sapere da dove proviene il cibo che si acquista è garanzia della qualità del prodotto e del lavoro che i nostri agricoltori e allevatori compiono quotidianamente. Questo l'abbiamo sempre sostenuto e lo sosteniamo con forza anche quest'oggi. Quindi per questo chiediamo un emendamento che è stato presentato dal collega Borgia, dove chiediamo appunto di proseguire nell'impegno già intrapreso dal Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare a tutela e per la valorizzazione dei prodotti di origine italiana, quali la proroga dell'obbligo di etichettatura di origine e la bollinatura tricolore e le azioni tese a potenziare la promozione dei prodotti DOP e IGP. Grazie. La parola al consigliere Morosin. Sì, signor Presidente, proprio una battuta telegrafica su un tema che appare semplice ma di fatto ha delle difficoltà di lettura. Io credo Unegato, che... grazie, scusi consigliere, Unegato. Copre il consigliere che parla. Prego, consigliere. Io credo che sia impossibile delineare un confine preciso tra quello che è made in Italy e quello che non è made in Italy, perché il complesso mondo della produzione e soprattutto del commercio ci ha insegnato, ci ha fatto conoscere realtà che vedono fattori di provenienza dei prodotti, di lavorazione dei prodotti, di trasformazione dei prodotti che possono magari garantire meno i consumatori e tutelare solo gli interessi di certe strutture commerciali o pseudoproduttive. In realtà, per valorizzare il ruolo dell'italianità in un processo produttivo, bisognerebbe guardare anche che non vi siano rendite di posizione da parte di taluno, perché l'obiettivo che noi ci dobbiamo porre è quello di tutelare il consumatore finale. Questo è il punto. E quindi non vorrei che dietro un marchio, dietro una definizione di Made in Italy, si celassero semplicemente tutele di interessi che spesso non garantiscono il consumatore finale per quello che noi vorremmo garantire. Tutto qua, quindi attenzione, rischiamo di approvare un indirizzo che poi nella realtà di fatto, nella realtà commerciale e nella realtà appunto del consumo non trova le tutele che tutti auspichiamo. Grazie. Grazie consigliere, non ci sono altri interventi, c'è un emendamento che viene autorizzato dal primo firmatario. Esatto, stavo per dire questo, grazie. Sospendiamo qualche minuto per dare il tempo di caricare l'emendamento, guardarlo e poi valutarlo. Grazie.
Se vi accomodate riprendiamo, grazie. L'emendamento è caricato, porta la firma dei presentatori Borgia, Baldan, Sorranzo, Besio, Caligaro, Leso, Barbera. Bozza che era in attesa che deve parlare forse. Sì. Bozza, lei interviene? Sì, grazie Presidente. Intervengo perché mi è stato chiesto di poter dare un parere all'emendamento. Ovviamente è un emendamento rafforzativo di un'azione che già oggi il Governo è in atto e che va nella direzione di garantire e tutelare il consumatore e quella che è l'origine ovviamente del prodotto, proprio nell'ottica della trasparenza e della tracciabilità, che è quello che va a sollecitare questa mozione e che in parte viene rafforzata oggi da quello che il nostro Governo sta già cercando di fare nell'azione ovviamente di competenza diretta del Ministero competente. Grazie. Grazie. Se non ci sono, procediamo col voto. È già intervenuto? Sì, sì. Ah, lo faccio dopo. No, dichiarazione di voto su cosa? Sull'emendamento? Non si fa Non si fa. Sì. dopo può fare dichiarazione. Facciamo, apriamo la votazione sull'emendamento. Dopo. Apriamo la votazione sull'emendamento. Votate, grazie. Allora chiudiamo la votazione. Favorevoli 26, contrari 3, astenuti 13. Quindi l'emendamento è approvato. Ora torniamo al testo della mozione emendata con dichiarazione di voto. Chi si prenota? Del Bianco, prego. Sì. Ma allora io intervengo perché avrei avuto piacere di intervenire. Signori, un po' di silenzio, grazie. Avrei avuto piacere intervenire prima sull'emendamento, ma chiaramente non si poteva. Ho provato a chiederlo, ma perché? Perché è la, credo, terza volta in 2 consigli che assistiamo a un giochino che è anche un po' stucchevole per questo Consiglio, mi permetto di dirlo. Una parte della maggioranza presenta una mozione sull'agricoltura, e succede spesso e sempre sull'agricoltura, per impegnare il governo a fare una determinata cosa, risponde l'altra parte della maggioranza che dice la emendiamo per dire che continuiamo a fare la stessa cosa che ci avete chiesto di fare. Allora questa cosa qui sta diventando francamente una cosa che toglie valore agli atti che discutiamo qui dentro. Allora io invito molto chiaramente la maggioranza, se vuole, a concordarle prima le mozioni, perché davvero stiamo assistendo a un gioco che è, ribadisco, stucchevole, perché non è la prima volta che capita, è la terza volta in 2 consigli, in cui si impegna la maggioranza a fare una cosa e un'altra parte della maggioranza dice, si chiede di continuare ad impegnare il governo a farla. Allora, se evidentemente c'è una richiesta del Consiglio che chiede un determinato impegno del governo, è perché questo impegno del governo prima non lo si vede. Altrimenti non si chiede l'impegno al governo. Se noi dovessimo in quest'Aula chiedere ogni volta al governo di continuare a impegnarsi su qualcosa su cui ci sta già impegnando, possiamo fare mozioni infinite su questo argomento, e su qualsiasi argomento. Allora chiediamoci bene che cosa vogliamo quando presentiamo le mozioni in Consiglio. Per questo noi, che pure avevamo dichiarato di essere favorevoli allo spirito originario della mozione, che evidentemente pone un problema che il governo non sta risolvendo, non ha senso adesso votare a favore
di una cosa che dice di continuare il governo di provare a risolvere un problema che non sta risolvendo. Al che quindi ci asterremo. Grazie consigliere. Consigliere Borgia. Consigliere, la maggioranza ovviamente non deve, come dire, rispondere alle sue esigenze. C'è un confronto in aula, parliamo sempre di ascolto, di confronto, è quello che c'è in una maggioranza che ha idee e valori comuni, ma ha talvolta anche posizioni, come dire, che ci vedono impegnati su determinati temi con visioni che possono come dire, andare d'accordo, ma soprattutto che possono anche a volte avere sfumature differenti. In questo caso, come in altri casi, abbiamo fatto un emendamento, mi pare che la votazione sia stata, come dire, molto chiara da parte della maggioranza. Guardi, gli alleati, se non avessero voluto, come dire, emendare questa proposta, semplicemente insomma, avrebbero votato in modo diverso e ci avrebbero detto che non sarebbero stati disponibili. Come vede, questa è una maggioranza non solo conciliante, ma che discute, si confronta, ma che è compatta, unita nel solco del buon governo del presidente Stefani. Ed è questo che continuerà a vedere anche nel prossimo futuro. Mi rendo conto che può stizzire e, come dire, può non andare bene alla sua visione, però perché voleva votare in modo, come dire, diverso da come voterà, e forse è lei che dovrà spiegare per quale motivo. Noi semplicemente abbiamo ribadito che l'impegno è massimo da parte del governo. Con questo emendamento ribadiamo che si può sicuramente fare e impegnarsi e dare più forza alle azioni, ed è quello che faremo ed è quello che chiederemo al governo, e lo faremo con la consapevolezza di dare risposte non solo ai veneti ma agli italiani. Se lei fa un giro, come facciamo tutti, ma lei sicuramente avrà avuto modo di farlo, tra gli agricoltori, tra i produttori, nelle fiere agricole, in chi si occupa di agricoltura, sicuramente le diranno che questo è uno di quei governi che più sta facendo sul tema dell'agricoltura, che più si sta battendo in Europa, che più sta portando soluzioni, azioni e risorse, ed questo è merito non solo del ministro Lollobrigida, ma di tutta l'azione di governo. Per cui noi cerchiamo di lavorare in modo compatto e di collaborare, e questo è il risultato. C'è una votazione, questa è la democrazia, per cui esprimiamoci nel merito. Grazie consigliere Borgia, la parola al consigliere Cunegato. Sì, mi trovo anch'io d'accordo con l'analisi del consigliere Dal Bianco, che ci dimostra come questa situazione sia quasi labirintica e surreale, per cui è quasi più importante trovare delle chiavi di interpretazione più che politiche, psicanalitiche, nel senso che sul tema dell'agricoltura di fatto c'è lo stesso schema, vedo che qua i compagni si agitano, ma lo schema è che la Lega dice difendiamo l'agricoltura italiana, facciamo questo provvedimento per difendere l'agricoltura italiana, dimenticandosi di essere il governo. Allora interviene Fratelli d'Italia e dice difendiamola, ma la stiamo già difendendo. E questa volta facciamo anche la mozione in favore del ministro Lollobrigida. Alla fine però tutto questo diventa ancora più appunto divertente, quasi tragicomico, perché finché voi dite difendiamo l'agricoltura, no, la stiamo già difendendo, la difenderemo ancora, il governo conflitto vota a favore del Mercosur. Amen. Grazie consigliere, non vedo altri interventi, c'è qualcuno che vuole intervenire? Szumski? Prego Szumski. Silenzio. Consiglieri. Attenetevi al regolamento, grazie consigliere Cunegato. Grazie Presidente. Allora, come abbiamo già detto nell'esposizione prima fatta, la nostra
è abbastanza critica come posizione l'azione del governo, quindi questo emendamento ci impedisce di cogliere il lato positivo della mozione originale e quindi ci asterremo. Grazie per l'intervento, non ci sono altri interventi, quindi chiudo la discussione, scusate, chiudo le dichiarazioni di voto e passo al voto. Quindi consentiamo a qualche collega di rientrare. Apriamo la votazione. Hanno votato tutti i presenti? Chi è che ha problema? La scheda è dentro. Devo fare un corso accelerato per Borgia. Ecco, perfetto. Quindi chiudiamo la votazione. Esito della votazione, 27 favorevoli, 0 contrari, 17 astenuti, la mozione è approvata. Grazie. Prego, prego, consigliere. Dove siamo? Grazie Presidente. Vedo che all'ordine del giorno subito dopo c'è una mozione della collega Brescacin sul tema Iran. Volevo chiedere appunto rispetto anche al funzionamento della capigruppo passata, quando c'erano mozioni simili su temi simili venivano anche richieste degli abbinamenti per la discussione congiunta, quindi chiedo se è d'accordo la collega, ma in generale se è d'accordo come prassi diciamo l'Aula per la capigruppo, di pensare a questa come prassi anche per le successive inserimenti, cioè quando qualcuno di noi ha una mozione su temi simili possa essere inserita per l'abbinamento in capigruppo. Io ovviamente lo dico ora perché so che la capigruppo sta prendendo un po' di tempo anche a rodarsi, ma è uno dei temi che credo debba essere messo all'ordine del giorno. La sua richiesta quindi qual è? Quella di rinviare... Non era quindi unirle, ok, quindi la collega Brescacin concorda, è d'accordo e quindi va bene, viene rinviato, questa è una risoluzione. C'è anche quella Morosin. Anche Morosin? Prego, prego, la parola a Morosin. Scusa, sì, sullo stesso tema mi associo a quello che ha detto la collega Ostanel e che ha condiviso la collega Brescacin. Io avevo presentato quale primo firmatario, ma anche degli altri capigruppo di maggioranza, una risoluzione sulla vicenda del Venezuela. Il tema è, onde evitare che si ripetano discussioni, condivido la richiesta. Allora prendiamo l'impegno per la prossima capigruppo, lo dico anche ai capigruppo presenti, Grazie. naturalmente, visto che il Presidente Zaia non c'è in questo momento e lo sostituisco, di tenere conto di questa richiesta e di organizzare i lavori in questa direzione. Do la parola un attimo a Baldani intanto. Grazie Presidente. Sull'ordine dei lavori, è giusto anche per chi ci segue da casa o vede le registrazioni, consigliere Cunegato, non siamo al circo qui, quindi quando si rivolge ai consiglieri in quest'Aula si rivolga con il termine consiglieri, non compagni, perché i compagni, le ricordo, sono quelli che buttavano gli italiani nelle foibe, i compagni titini. No, è proprio così, è proprio così. Anche, alcuni sì, però magari posso andare avanti con un po' di esempi per ricordargli che il termine compagni in quest'Aula è sbagliato. Noi siamo consiglieri, non siamo al circo. Va bene. Grazie. Grazie consigliere, ha precisato. E vediamo adesso il prossimo oggetto all'ordine del giorno. Ci sarebbe in questo momento la mozione numero 4 che richiederebbe secondo me la presenza necessaria dell'assessore alla salute e alla sanità, che dovrebbe arrivare anche lui per le 4, sì, che è anche l'oggetto numero 9, quindi andando e scorrendo
Ci sarebbe la mozione numero 6, oggetto 13, presentata dai consiglieri Luisetto Della Pozza, realizzazione dell'opera d'invaso sulla Roggia di Oma. So che, grazie, c'è un noto consigliere regionale che è passato di qua che dice non sta a insegnarmi a camminare. Se lo ricorda? Allora, detto questo, no, allora ci sarebbe la consigliera che chiede naturalmente la presenza dell'assessore all'ambiente, dovrebbe essere in arrivo anch'essa. Sappiamo se è in arrivo imminente o... No, arriva anche l'assessore Venturini. Io direi, no, consigliere, non facciamo dibattito però, dai. Allora, non facciamo dibattito fuori discussione argomento, grazie. Allora, sospendiamo 10 minuti e facciamo arrivare in tempo l'assessore che è qui a breve, grazie.
Allora rientriamo, grazie, se potete chiamare i colleghi, è arrivato l'assessore, siamo pronti con la mozione sul Dioma. Ciao, dimmi caro, sto bene, voi litigate? Vedo che voi litigate. Guarda, facciamo questa e dopo interrompiamo. Cominciamo, grazie. Si riprende. Allora, riprendendo i lavori, il capogruppo chiamino i consiglieri, grazie. Allora, grazie. Rocco, lei è il capogruppo di se stesso però, che vuole chiamare? Allora, la mozione riguarda l'invaso sulla Roggia di Oma, presentata dai consiglieri Luisetto e Dalla Pozza. È una questione che conosco bene anch'io, avendo fatto il presidente della provincia, che quindi insomma trova attenzione particolare sul territorio vicentino, anche all'esito della recente notizia della partenza dei lavori sull'Onte. Quindi chiedo alla consigliera Luisetto di iniziare l'esposizione di presentazione della mozione. Grazie Presidente. Sì, come ha anticipato l'abbiamo presentata assieme con il consigliere Dalla Pozza e riguarda proprio un'opera strategica per la città e per il territorio vicentino e quindi l'invaso sulla Roggia di Oma. Durante il 2024 il territorio comunale di Vicenza è stato infatti colpito da una serie di fenomeni meteorologici che hanno prodotto diverse criticità di carattere idraulico sull'asta del fiume Retrone, portando anche alla chiusura per diverse ore della linea ferroviaria Milano-Venezia a causa del livello idrometrico raggiunto dal fiume. Lungo l'asta del Retrone sono state pianificate diverse opere nel tempo di prevenzione delle criticità di carattere idraulico, tra cui l'opera citata sul torrente Onte, di cui sono appena ricominciati i lavori in comune di Sovizzo, e una sulla Roggia di Oma, nei comuni di Vicenza e Monteviale, per una capacità di laminazione totale di circa 1 milione di metri cubi. Queste due opere di invaso sono state progettate dalla Regione nel 2023 e poi nell'ambito del progetto preliminare degli interventi necessari per la sistemazione idraulica dell'area metropolitana Vicenza sono state opere approvate dalla Regione con deliberazione della Giunta nel 2007. Queste due opere di invaso sono state inserite tra gli interventi molto urgenti del piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, di cui appunto all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2010, la 3906. L'opera di invaso sul torrente Onte è stata inserita tra le linee, tra quelle legate al secondo lotto funzionale della linea alta velocità e alta capacità Verona-Padova nel tratto di attraversamento di Vicenza, mentre il problema ce lo abbiamo tutto sull'opera di invaso sulla Roggia di Oma, che non ha ancora ricevuto finanziamenti per la sua realizzazione come
il report regionale relativo all'avanzamento dei lavori riguardanti i bacini di laminazione del giugno del 2025 ci ha confermato, e non è purtroppo neppure stata progettata a un livello superiore rispetto al livello preliminare, nonostante le numerosissime criticità idrauliche prodotte dalla Roggia in questi anni. I territori facenti parte del bacino del Retrone sono stati interessati in questi anni davvero da difficoltà importanti da un punto di vista delle criticità idrauliche. Vi è assoluta necessità di procedere con la realizzazione di quest'opera, l'unica non ancora finanziata delle 3 opere di invaso previste nel progetto preliminare degli interventi necessari alla sistemazione idraulica di cui parlavo prima. Tutto ciò premesso, crediamo sia fondamentale un impegno del Presidente della Regione e della Giunta regionale perché quanto prima possibile quest'opera venga finanziata e realizzata per mettere in sicurezza la città di Vicenza e il territorio circostante. È un'opera che crediamo essenziale. Sono stati anni davvero difficili per la città e per il territorio. Dal 2010 in poi si sono moltiplicati gli eventi alluvionali, ci sono ancora cittadini e realtà imprenditoriali che attendono ristorni e rimborsi rispetto ai danni subiti e c'è una città soprattutto da mettere in sicurezza. Una parte lo è stata attraverso il bacino di Caldogno, ma resta quest'opera fondamentale da realizzare, per la quale chiediamo davvero un impegno trasversale, serio e in tempi rapidi perché sia finanziata, realizzata e si possa davvero mettere in sicurezza un territorio che ne ha estremo bisogno. Grazie consigliera Luisetto, stavamo facendo il cambio tecnico. Consigliere Marco Dalla Pozza. Grazie Vicepresidente. La mozione che viene presentata dà l'occasione per discutere e allargare del tema più generale della sicurezza idraulica della Regione. Noi abbiamo una parte rilevante delle opere di invaso che è stata realizzata grazie all'OPCM del 2010 che seguì agli eventi alluvionali che colpirono le province di Vicenza, Verona, Padova e Treviso con danni gravissimi sia per le famiglie che per le attività produttive. Oggi rimangono ancora moltissime opere da realizzare, quantomeno circa la metà, come appare peraltro dal sito stesso della Regione. Le opere prive di finanziamento oggi ammontano a circa 270 milioni di euro di fondi da reperire. Molte di queste opere non hanno ancora la progettazione iniziata. Bisogna anche ricordare che le opere finora realizzate dalla Regione, fatta eccezione, e guardo la collega Bevilacqua, per il bacino di monte sul Gua in comune di Arzignano, che fu l'unica opera finanziata con anche fondi della Regione, tutti gli altri bacini di laminazione sono stati realizzati con fondi statali derivanti proprio dall'OPCM del 2010. Allora è evidente che stiamo parlando di un piano ambizioso e fatto di opere importanti ma che necessitano di risorse importanti. Non ci sfugge il fatto che la Regione abbia in questo momento qui risorse da reperire per poter realizzare, però quello che si chiede, al di là della mozione specifica e tra l'altro in questo caso molto particolare, l'invaso mette in sicurezza anche un'opera infrastrutturale di interesse nazionale come la linea ad alta capacità, la linea ferroviaria Milano-Venezia, perché oggi, se si può dire parzialmente risolta l'emergenza Bacchiglione,
e che interessa ovviamente non solo la provincia di Vicenza ma anche la provincia di Padova, altrettanto non si può dire per la nuova emergenza che si è venuta a creare per il fiume Retrone, che è un fiume che riceve i suoi apporti dalla parte terminale dei Lessini nelle zone di Monteviale, Sovizzo, Altavilla, ma che dall'altra parte oggi carica il Bacchiglione con una difficoltà di previsione che spesso mette la linea ferroviaria in pericolo e la stessa città di Vicenza, oltre che Padova successivamente, sotto il rischio di nuovi eventi alluvionali. Allora quello che sarebbe importante è aver una pianificazione che ci consenta di sapere nel tempo quali opere verranno progettate e progressivamente quali risorse verranno messe a disposizione per realizzarle, perché stiamo sempre parlando di opere che hanno valori che variano dai 7 milioni ai 50 milioni di euro, ma è evidente che se non si parte da qualche parte mai si arriva. La sicurezza idraulica della nostra regione deve essere in cima all'agenda delle priorità ambientali dell'azione della regione, perché il cambiamento climatico ci sta dando prova della imprevedibilità della modellazione idraulica a cui eravamo abituati. Abbiamo tempi di ritorno delle alluvioni che hanno accorciato i tempi rispetto a quelli che erano in previsione, quindi anche qui un allertamento, lei ha anche la delega alla protezione civile, un allertamento più frequente delle strutture della protezione civile e la necessità poi di correre ai ripari qualora non si prevengano questi danni. Quindi quello che chiediamo è un impegno ad avviare quanto prima un'opera che è strategica non per la città di Vicenza, o quantomeno non solo per la città di Vicenza, ma anche per la regione stessa, in virtù delle influenze che ha sulla linea ferroviaria Milano-Venezia, e poi di procedere successivamente a una pianificazione ordinata e ordinaria di tutte le altre opere che servono a mettere in sicurezza la nostra regione. Grazie. Grazie consigliere Dalla Pozza. Consigliere Cunegato. Sì, grazie. Intanto volevo scusarmi con il consigliere Baldan, che d'ora in poi chiamerò sempre consigliere. Semplicemente ricordargli che etimologicamente, come diceva Rigoni Stern, compagno non significa quello che ha detto lui, ma la parola compagno deriva da cum panis, cioè dividere il pane. E compagno chi solidarizza, molto meglio, diceva come termine Rigoni Stern, di camarata. Arrivato, insomma, per entrare in medias res, io sono d'accordo con quanto ha detto Dalla Pozza, no? Bisogna affrontare il cambiamento climatico con la mitigazione e l'adattamento. Ecco, questa mattina abbiamo visto come non stiamo mettendo in atto nella nostra regione tutti gli strumenti per affrontare la crisi climatica, dovremmo fare molto di più negli investimenti rinnovabili, visto che siamo agli ultimi posti in Italia, e concordo con quanto ha detto Dalla Pozza, il consigliere Dalla Pozza, ci vorrebbe un piano anche nelle opere di adattamento. Quindi io voterò ovviamente a favore di questa opera, ma vorrei dire che questo è un problema che riguarda la città di Vicenza, ma riguarda tutti i territori. Per dire, io vengo da Schio, ci sono state 2 alluvioni nello stesso quartiere in 2 anni. L'ultima alluvione ci è costata solo in danni pubblici 10 milioni di euro, e quindi è abbastanza assurdo che noi non riusciamo a trovare 2,5 milioni di euro per costruire anche lì un bacino di laminazione in una zona che si chiama Aste. No? In che senso? C'è stato un rapporto ISPRA dove si dice che nel nostro paese spendiamo 6 volte per riparare i danni rispetto a quanto spendiamo in opere di adattamento. Quindi ecco, io credo che non mettere in atto un progetto di opere di adattamento significa sprecare denaro pubblico, vero? Perché significa che nel momento in cui, e da me io sono convinto, quello che è successo 2 volte in 2 anni risuccederà, no? Per non trovare 2,5 milioni dovremmo
magari fra poco ritrovare 10 milioni. Quindi voto convintamente questa mozione, ma credo anche che probabilmente bisognerebbe mettersi a tavolino e fare un disegno per cercare di pianificare in tutto il nostro territorio sempre più fragile questo tipo di opere. Grazie. Vicepresidente Rucco. Sì, grazie Vicepresidente. Io, naturalmente, è quasi un atto dovuto per me intervenire, ho vissuto anni un po' complicati in materia di tempo, meteo, esondazioni, soprattutto dopo la tempesta Vaia, ma anche altri rischi che abbiamo passato dopo il noto 2010 sulla città di Vicenza in particolare. È assolutamente una mozione condivisibile alla luce anche dell'emendamento che poi verrà presentato, che modifica leggermente la mozione senza cambiarne la sostanza, però devo anche dire che per l'esperienza vissuta in prima linea il Veneto ha dato già risposte importanti. Vicenza oggi non va sotto acqua, parlo della città sulla sponda Bacchiglione, perché c'è il bacino di Caldogno che aiuta notevolmente l'alleggerimento delle acque e della portata del fiume, e poi naturalmente anche il bacino Diaz, che è un'opera inaugurata non più tardi di un paio d'anni fa. Quindi il Veneto su questo è sicuramente più avanti rispetto ad altre regioni anche più vicine, ricordiamolo, governate anche da altri amministratori di altri colori politici, e la direzione deve essere, Assessore, quella che richiede la mozione, di proseguire negli investimenti che hanno subito evidentemente un rallentamento anche per disponibilità di risorse sulla messa in sicurezza idrogeologica del nostro territorio. Mi permetto di dire solo questo e naturalmente sarà un voto favorevole a nome anche del gruppo di Fratelli d'Italia. Grazie. Consigliere Szumski. Allora, noi siamo ovviamente a favore di questa mozione, solo ci permettiamo una sezione. Sarebbe opportuno che dal punto di vista generale venisse messa in campo da parte della Regione un piano regionale di interventi, chiaramente con una programmazione nel tempo, individuando le priorità, ma con una programmazione, un intervento puntuale, perché le zone a rischio sono molteplici, alcune si stanno, è vero, risolvendo, altre rimangono tali. Soprattutto pensiamo poi anche alle zone montane, ma anche in pianura, dove anche i comuni hanno estrema difficoltà a fare le manutenzioni. Parlo, nella mia esperienza di sindaco, dei fossi e dei corsi minori, dove quando ci si rivolge al magistrato per fare una semplice pulizia o messa in sicurezza, normale trattamento, la risposta è: non abbiamo risorse. Quindi dovremmo, da questo punto di vista, cercare veramente di impegnarsi per avere un piano nel tempo e puntualmente individuare quelle che sono le priorità con i relativi finanziamenti, perché appare evidente qui che questo intervento da qualche anno è già in progettazione, ma non è passato alla fase, se non ho letto male, esecutiva definitiva, e quindi nemmeno di finanziamento, perché non si sa effettivamente quanto costa nella realtà. Si parla di stime, poi le stime sappiamo talvolta sono 2 o 3 miliardi, si può arrivare ad avere poi un costo di 12 miliardi. Grazie. Consigliere Marcon. Grazie. Sì, poche parole per dire anche da parte mia che sono d'accordo rispetto a questa mozione e ricordare che appunto debba esserci un criterio di priorità, così come appena espresso anche dal consigliere che mi ha preceduto, perché un sindaco come il sottoscritto, che ha vissuto 3 alluvioni nel corso di 4 mesi, sa che cosa significa. Sappiamo esserci della progettazione in corso, sappiamo esserci un problema di risorse, ma cerchiamo di darci un criterio di priorità, perché poi tutti i territori che patiscono alluvioni, grandi o piccoli che essi siano, pagano un dazio importante, non solo materiale, ma anche nella percezione dei cittadini, che ogni volta vedono 4 nuvole e vanno in panico. Grazie. Ok. Nessun altro vuole intervenire? Non so se il consigliere Bozza vuole intervenire per presentare, no, perché essendo una mozione non abbiamo la discussione sugli emendamenti, ma lo poniamo in votazione alla fine della discussione. Se no ascoltiamo l'assessore e poi come preferisce.
Grazie Presidente. No, io pensavo che prima ci fosse la parola dell'assessore, visto, e dopo eventualmente Va bene, come nella fase preferite. successiva l'emendamento e la dichiarazione. Era solo un invito, se Grazie, preferisce così grazie, va bene. Grazie. Assessore? Grazie Presidente. In linea con quanto diceva il Vicepresidente Rucco, ci deve essere un impegno da parte della Regione in una materia così importante come la sicurezza idraulica. E diceva bene il consigliere Dalla Pozza, ci sono stati degli importanti investimenti in termini economici a partire dal 2010, perché è stato forse l'anno, avendolo vissuto anche in prima persona, l'anno che ha costituito un po' lo spartiacque. È dal 2010 che è cambiata la coscienza e la percezione della necessità di intervenire da un punto di vista delle criticità idrauliche e idrogeologiche del nostro territorio. Forse prima si pensava che fosse necessario costruire infrastrutture stradali, poi a partire dal 2010 si è capito che oltre alle infrastrutture stradali noi dobbiamo avere interesse anche a mettere in sicurezza questo territorio. E il governo di allora risorse cospicue ha destinato a questo ambito e devo dire che la Regione del Veneto ha messo anche a terra, perché giustamente lei diceva c'è ancora da fare parecchio, quindi metà delle opere previste, quindi qui mi collego al consigliere Sumsky, in realtà un piano c'è, metà delle opere sono da realizzare, però metà delle opere sono realizzate, quindi io guarderei anche il bicchiere mezzo pieno. Quindi c'è stato un intervento, un investimento con quello che comporta anche la realizzazione di interventi di infrastrutture sul territorio, sapendo quello che comporta andare alla ricerca delle risorse, le procedure, eventuali ricorsi che ci possono essere. Quindi l'intenzione è quella di proseguire e questa mattina voi avete dato un chiaro segnale di sostegno, perché quella dotazione finanziaria di 28 milioni di euro che vengono destinati a proteggere e a garantire quindi il nostro territorio dal punto di vista idrico-idraulico sono proprio finalizzate a questo. Infatti si dice deve essere garantito l'uso plurimo della risorsa idrica, dove non si parla solo di approvvigionamento idrico, ma si parla anche di sicurezza idraulica. E quindi voi stamattina avete proprio posto un chiaro segnale, avete dato un chiaro segnale in questo senso, destinando delle risorse per questa finalità. E allora, come diceva il consigliere Luisetto, noi vogliamo un intervento che sia trasversale, serio e in tempi rapidi, quindi noi non possiamo che essere favorevoli a questa mozione dove effettivamente la Regione sta proseguendo nell'attività in tempi rapidi, perché nell'interlocuzione che noi in questo momento abbiamo con le autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali, se c'è una celerità tanto meglio, quindi se lo ribadiamo forse è il caso di mettere in evidenza come sia necessario quanto prima giungere ad un parere che permetta poi di individuare le risorse e quindi di procedere con la progettazione, perché giustamente, come dice il consigliere Cunegato, noi abbiamo bisogno di dare dei chiari segnali che ci si sta muovendo in questo senso. E nella condivisione di questa mozione, noi diciamo la Regione si continua ad impegnare in un ambito ed una materia dove il Presidente e comunque la Giunta sentono molto la necessità di intervenire. Grazie Assessore. Consigliere Bozza. Grazie Presidente, e intervengo a tal proposito proprio per grazie anche alla disponibilità della collega Luisetto, proprio per affermare anche nella mozione un principio di continuità con il lavoro che ovviamente la Giunta sta già facendo, quindi dando ovviamente, mettendo l'accento ovviamente sulla parte anche del tempo, ovviamente sulla priorità della massima sollecitudine, proprio per come dire, dare anche come dire, conforto al proponente della mozione stessa. Quindi l'emendamento prevede sostanzialmente la modifica alle parole "a farsi parte diligente affinché sia finanziata e realizzata il prima possibile l'opera", sostituita con le seguenti, cioè a proseguire con la massima sollecitudine affinché sia finanziata e realizzata l'opera. Grazie. Grazie. Allora, passiamo alla votazione.
Quindi mettiamo no, dell'emendamento. Prima l'emendamento. Se non ci sono interventi contrari all'emendamento. Ok, allora votiamo l'emendamento, apriamo la votazione. Ok, abbiamo votato tutti? Chiudiamo la votazione. Un attimo. Vabbè, chiusa. Chiudiamo? Chiusa. Ah, eccolo qua. 42 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti. Qualcuno non è riuscito a votare? Non ho capito. Dov'è? Consigliere Borgia? Consigliere Borgia, mettiamo a verbale che vota come favorevole. Perfetto. Ok, dichiarazioni di voto. Consigliere Marco Dalla Pozza. Preferisco sempre Antonio perché mi manca le physique du rôle per essere un Marcantone. Hai ragione. No, nessun problema. E anche a nome della collega Luisetto ringrazio anche il collega per il testo dell'emendamento che è stato proposto. Mi consenta l'unica cosa, Assessore, che nella discussione sulle opere, visto che poi anche il collega Szumski l'ha ricordato prima, nella discussione sarebbe bene che entrassimo, perché al di là delle mozioni, al di là delle dichiarazioni di intento che possiamo fare, sarebbe bene che entrassimo anche nel dettaglio. Avevamo un'occasione forse anche in commissione la settimana scorsa, lei aveva altri impegni, ma nel momento in cui si sono ridefiniti i fondi per i fondi europei, forse potevamo anche entrare nel dettaglio, visto che è un tema, quello della resilienza idrica, a cui mi sembra che abbia anche lei, sul quale anche lei mi pare che abbia piacere di entrare. Mi piacerebbe che uscissimo da questa mozione con un impegno, ovvero che, visto che si è parlato di priorità, l'ha detto il collega Marcon, su una questione come quella del completamento delle opere di difesa idraulica sul fiume Retrone e a supporto del Bacchiglione, sarebbe bene che potessimo dire contiamo sull'assessore, contiamo sulla Giunta, perché nella ridefinizione dei finanziamenti europei da lei citati, quest'opera abbia un carattere prioritario, venga messa in cima alla lista proprio per la sua valenza strategica a livello regionale e non soltanto territoriale per la provincia di Vicenza. Questo non per fare la guerra tra poveri e dire che un pezzetto ce lo prendiamo noi ma lo togliamo a qualcun altro, ma perché va a insistere su un'opera che sta arrivando di interesse strategico nazionale, ovvero dell'alta capacità, e sarebbe opportuno che riuscissimo a passare dalla dichiarazione di intenti a qualcosa di più concreto. Guardi, il tema della residenza idrica noi in provincia di Vicenza l'abbiamo vissuto più volte, sia con l'emergenza legata ai FAS, sia con l'emergenza idraulica. Il vicepresidente Rucco ricordava la sua esperienza da amministratore a Vicenza, ma io nel 2010 sono stato per 15 giorni con i piedi dentro all'acqua del Bacchiglione durante l'alluvione di Vicenza, quando ero assessore all'ambiente. Ecco, quindi mi piacerebbe che riuscissimo a fare in modo che la mozione avesse una concretezza maggiore, magari con una riunione di commissione apposita nella quale venisse a spiegarci in che modo il suo programma di mandato si intende sviluppare. Grazie.
Sì. Allora ha chiesto di intervenire l'assessore Venturini. Sì, visto che sono chiamati in causa, consigliere Dalla Pozza, allora innanzitutto il fatto di un'assenza alla Commissione dovuta ad impegni pregressi che non potevo spostare, quindi non per cattiva volontà o il fatto di non voler riconoscere il ruolo dei commissari, ci mancherebbe. Purtroppo le agende sono fitte, soprattutto in questa prima fase del mandato, per cui ci sono anche difficoltà ad essere presenti in più posti contemporaneamente. Detto questo, non mi sottrarrò e non mancherò di condividere con voi, perché soprattutto quando abbiamo dei consiglieri anche di minoranza che fanno delle proposte, che entrano anche nella parte tecnica e che danno quindi degli spunti e dei rilievi che possono ritornare utili, io sono la prima, venendo da tanti anni di esperienza nelle istituzioni, ad accoglierli, perché sono un valore aggiunto. Chiudo questa parentesi per dire che nella commissione scorsa non si poteva entrare nel dettaglio, perché si andava semplicemente a individuare quella che era l'obiettivo specifico della programmazione, e cioè il fatto che si andava a dire i 28 milioni sono destinati a quegli interventi che riguardano l'accesso sicuro dell'acqua, la resilienza idrica e la gestione sostenibile. Quell'obiettivo, che poi era quello definito a livello di programmazione, quindi sulla scorta della misura europea, troverà declinazione nel bando che verrà predisposto dagli uffici, e in quel caso lì verrà posto come precondizione l'elemento temporale. Principalmente saranno gli interventi inseriti nel PNISSI che potranno accedere a quel bando in base ad un elemento squisitamente temporale. Perché cosa ci chiede la Commissione europea? Di essere rapidi, cioè che nel giro di 2 anni sostanzialmente tu devi realizzare l'opera. Questo è l'unico elemento che noi a priori possiamo inserire nel bando e dire ecco perché una discussione sulle singole opere in quella sede non era possibile, però accolgo la richiesta che viene fatta che quando ci sarà l'occasione, è chiaro che in termini di mozioni o di interrogazioni noi non abbiamo il tempo tecnico per intervenire, però se c'è l'occasione con l'argomento specifico ad hoc lo trattiamo molto volentieri, proprio con lo spirito di condivisione e con la consapevolezza e con la convinzione che potete dare molto il vostro contributo, proprio perché essendo stati amministratori anche voi capite bene sul territorio di cosa c'è bisogno e quindi lo condivido molto volentieri. Grazie Assessore. Consigliere Maltauro. Sì, grazie Presidente, solo per annunciare ovviamente il nostro voto a favore della mozione così emendata, ringraziando i proponenti, l'Aula, il capogruppo Bozza per l'emendamento. È un'opera importante che va a completare un lavoro che la Regione negli ultimi anni ha fatto in modo preciso e coraggioso sul nostro territorio. I bacini di Viale Diaz e di Caldogno hanno salvato anche dall'ultima alluvione nel 2023. Con il collega Rucco eravamo a distribuire i sacchi proprio sulla Dioma qualche anno fa, durante quell'alluvione, per cui quest'opera diventa fondamentale per una parte del territorio che peraltro conosciamo, le porte della città, e ha una valenza strategica. Bisogna continuare in questo senso, la mozione lo dice in modo molto chiaro, la Regione deve continuare a dimostrare l'attenzione che ha sempre messo sul nostro territorio, portando a termine anche quest'ultima opera importante. Sono opere che hanno anche un valore ingegneristico di un certo tipo, innovativo, e quindi auspichiamo che possa essere un ulteriore provvedimento a favore del nostro territorio. Grazie, non vedo altri interventi, quindi se non ci sono altre dichiarazioni di voto possiamo votare. Allora, apriamo la votazione alla mozione numero 6. Carlo, te ci fa oggi tutto il giorno? Te ci fa tutto il giorno? Come si chiama? Non mi ricordo. Abbiamo ancora problemi con la... Ok. Manca qualcuno ancora, vedo? Manca qualcuno? Ok. Chiudiamo la votazione.
Favorevoli 43, contrari 0, astenuti 0, mozione approvata. Andiamo. Allora, direi che chiudiamo qua la seduta, ci riaggiorniamo alla prossima, quindi i lavori sono terminati.